Dunque, noi siamo qui oggi per rispondere ad una domanda: chi uccide a Quirla? Allora, non sappiamo con certezza qual è la causa di produrre malattia ai civili e ai militari, non conosciamo il nome di ciò che provoca i tumori, delle leucemie, di ciò che provoca appunto questi tumori, però noi sappiamo per certo che la causa si trova dentro la base militare, quindi la causa delle morti di Quirla è il poligono militare. Per anni hanno militato, per anni hanno tentato di farci credere che le malattie fossero ereditarie, che fosse qualcosa di congenito nel popolo sardo. Persino un generale militare italiano è arrivato a dire che in fondo era normale che i sardi si ammalassero di leucemia, perché noi ci sposiamo tra di noi e la prova sarebbe che abbiamo tutti lo stesso cognome. Allora, questo è inaccettabile, noi dobbiamo guardare in faccia alla realtà e oggi i dati che ci dicono che il 65% dei pastori che lavorano attorno al poligono si ammala di tumore rivela quanto affermiamo da tempo, che all'interno della base militare si sperimentano armi micidiali come l'utilizzo del grano impoverito, che quando esplode provoca aerosol. Sono particelle talmente piccole che neanche le maschere antigas riescono a fermarle. Quindi tutto questo è il frutto di un comportamento criminale da anni perpetrato sulla nostra terra. Noi siamo qui per abbattere il muro di silenzio attorno alla base militare. Siamo qui per denunciare le complicità dei politici e delle istituzioni che hanno permesso che uno dei tratti più belli della nostra Sardegna venisse occupato